La prima questione è quella dell'imprenditorialità femminile. Guardate, in questa regione c'è una legge che dovrebbe incentivare l'imprenditoria femminile, perché tutti ci diciamo, quando andiamo ai convegni, consigliera Venturini, lo dico a lei perché so che è sensibile a questo tema, tutti ci diciamo come le donne quando lavorano, quando imprendono, riescono a realizzare obiettivi migliori di altri, diciamo così, altri assetti societari. Tant'è che diciamo facciamo una legge perché l'imprenditoria femminile è utile all'economia di questa regione. Ora, non commento il fatto che il fondo di rotazione previsto da questa legge non ha soldi, è talmente importante l'imprenditoria femminile. Ci sono però un po' di risorse che possono essere messe nei contributi a fondo perduto. Allora, se io credo veramente che le donne che imprendono possono dare un contributo aggiuntivo, fondamentale, strategico all'economia di questa regione, dovrò costruire le condizioni per cui quei finanziamenti vanno più all'obiettivo, centrano il bersaglio. Invece si fa l'operazione contraria, si allargano le maglie, per cui l'idea, il concetto, la definizione di impresa femminile non è esattamente l'impresa fatta da donne in maniera maggioritaria che si occupa di questioni prettamente collegate alle politiche di genere. No, diventa una qualsiasi impresa, basta che dentro ci sia una donna, che sia il consiglio di amministrazione, uno socio. Se hai una donna dentro, non solo ti do dei contributi, ma anche le ragioni per cui te le do non sono necessariamente corrispondenti agli obiettivi della legge, cioè la valorizzazione del lavoro femminile, perché ciò che ci interessa non è valorizzare l'imprenditorialità femminile, è dare contributi a fondo perduto a più persone possibili, perché l'obiettivo non è costruire le condizioni per uno sviluppo economico utile e strategico, è dare contributi a più persone possibili.